ci siamo riuniti tutti quanti assieme, si mangia, si beve, si canta, troviamo le nostre cose di tutti i giorni, i nostri ricordi, le nostre barzellette, tutte le cose che viviamo tutti i giorni le troviamo qui a Udine. Senta, ma per un giovane che ci sta guardando e che il servizio militare non l'ha conosciuto, se non raccontato e anche abbastanza in maniera distante, cosa significa tornare a Udine? Per i giovani c'è da dire che bisogna avere tanto coraggio per cercare di formare un'Italia nuova e qualcosa che ci sia un valore nella vita. 100 anni di alpini a Cornuda, cosa significa? Un grande valore per la storia, penso, dell'Italia e di tutta la brava gente che ci vuole bene dappertutto. Allora siamo col capogruppo, giusto? Giusto il capogruppo. Ecco, allora, cosa organizzate come alpini di Cornuda, al di là del fatto di organizzare questa trasferta a Udine quest'anno o comunque nelle sfilate? Noi come alpini di Cornuda, come capogruppo, organizziamo, dobbiamo adesso, finito la radunata qua a Udine, rientrare, prossima settimana se il tempo è bello, con le scuole di Cornuda facciamo la festa degli alberi. A naso, meglio Treviso, meglio Udine, a naso. Diciamo che come Treviso fino adesso non ce ne sono state, quindi vediamo questa perché essendo casa di alpini può darsi che venga meglio, ma vabbè, vedo l'incerto del tempo, quindi non sarà migliore. Non sarà migliore, ecco, questo per essere un po' come dire di parte, mettiamola così. Però dai, l'importante è che sia una bella festa per tutti quanti. A proposito della bella festa, vado con il capogruppo nonché cerimoniere. Perché? Perché qui naturalmente veniamo dopo Rimini e le immancabili polemiche. Cosa dobbiamo certificare ancora una volta? Che noi con quelli che molestano le donne non ci stiamo. Ecco. Non ci stiamo, noi siamo gente tranquilla, pacifica, sappiamo le buone regole della vita, quindi noi le donne, le mamme, le nonne le rispettiamo al 100%. Ho fatto il servizio militare nel 74. Dove? Ho girato un po' l'Italia. Cioè? Teramo, L'Aquila e finì a Naia Beon. Insomma dai, un bel giro. Sì. Cosa le è rimasto e cosa le è servito per il resto della vita? Mi è rimasto tanto. Innanzitutto il dovere, che è quello importante che i giovani al giorno d'oggi proprio non io conosco. E dopo l'amicizia, perché sto cercando gli amici qua a Udine. Sono qua con il marito alle adunate, non manco neanche una, tutte le faccio. Noi partecipiamo sempre alle adunate alpini. Perché? Penso che sia il massimo della festa per stare insieme in compagnia e condividere quello che ci piace. Dicono che i giovani però, diciamo così, l'alpinità, i valori alpini non li capiscono. A noi è stato trasmesso dalle nostre famiglie, io e lui cantiamo anche in un coro ANA e ci piace questo mondo, ci piace far festa, stare in compagnia e vivere. Sei bella tra le belle, la delizia, tu sei nel mio cuore. Voglio vestirmi da monaca per ingannare gli amanti.